La nostra città celebra oggi la festa del patrono San Gerlando, a lui è infatti dedicata anche la cattedrale di Agrigento che dopo anni di chiusura è stata riaperta al pubblico, anche se per via della pandemia le manifestazioni sono contingentate per evitare la diffusione del contagio. Anche i pubblici uffici oggi sono chiusi per rispetto della festività. Pomeriggio alle 17:30 in cattedrale sarà celebrato il solenne pontificale, presieduto da Cardinale Francesco Montenegro, con riferimento del Ministero dell'Elettorato, 4 studenti del seminario arcivescovile ad offrire l'olio della lampada votiva. Al santo quest'anno non sarà da tradizione un sindaco di un comune della nostra provincia, ma la comunità del seminario. Intanto ieri nella cattedrale di San Gerlando sono iniziate le funzioni, come da tradizione, i primi vespri di San Gerlando. A presiedere la preghiera Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo coadiutore, presente anche l'arcivescovo cardinale Francesco Montenegro, il capitolo metropolitano, il seminario, un nutrito numero di fedeli. È importante ricordare San Gerlando, ha dichiarato Don Alessandro nella sua riflessione, per i presbiteri, i vescovi della Chiesa agrigentina, guardare a questo pastore che rifonde il cammino in Cristo nella Chiesa di questo territorio. Ci troviamo radunati stasera in questa Chiesa cattedrale nei primi vespri della solennità di San Gerlando. È importante ricordare questa figura, è importante per tutta la Chiesa agrigentina, è importante per i presbiteri, i vescovi della Chiesa agrigentina, guardare a questo pastore che riprende, rifonda in qualche modo il cammino in Cristo e nella Chiesa di questo territorio. E la prima esortazione è quella che ci viene dalle parole di Pietro, è rivolta proprio agli anziani, ai presbiteri, agli anziani delle comunità, quelli che poi piano piano, no, si sono riconosciuti nei presbiteri, nei preti, nei vescovi. E Pietro, ricco della sua esperienza umana e di questa esperienza umana trasfigurata dall'incontro con il pastore grande che è il buon Gesù, si permette, assume la responsabilità di questa esortazione di cui stasera siamo stati tutti noi fatti partecipi, con delle indicazioni precise. Pascete il gregge di Dio che vi è stato affidato.